partiti. La componente riscatta al comando strana, al numero 7 con all'esterno Mauro Giuseppe Puccini prova a forzare all'interno con una soglia con Pallina che prende il comando delle operazioni lungo la prima curva. Pallina al comando nei confronti di Bainzi, terza posizione per Solar, seguito in quarta da Vadis, questi i primi 4 con Vadis che attacca dall'esterno, ma il battistrada rimane sempre Pallina con Torino Soggia in sella, in terza posizione risale Pagalamore con Francesco Caria che va ad attaccare la seconda piazza di Bainzi. Questo è l'ordine con al comando sempre Pallina e Torino Soggia che salta fuori dalla pista Pallina, prontamente fermata da Torino Soggia, mentre all'esterno di tutti progredisce Vadis che va ad avvicinare Giuseppe Puccini che nel frattempo è rimasto al comando. Bainzi al comando nei confronti di Vadis, terza posizione per Solar quando i cavalli affrontano il giro conclusivo, non mutano le posizioni al comando con Bainzi che conduce nei confronti di Vadis, terza posizione per Solar, in quarta la giuda bianca del Cavalabero Francesco Caria, allunga il battistrada Bainzi con Giuseppe Puccini nei confronti di Vadis, Andrea Cossa avvicinato all'esterno da Solar, piegata conclusiva per i cavalli che si presentano addirittura per l'arrivo con Bainzi al comando, attacco esterno di Solar nei confronti di Vadis, Bainzi conduce ancora Bainzi, attacco Bainzi nei confronti partiti. Scatta il comando di Genoa Bibu per Livio, fatto all'esterno presto da Walter Pugedo Chinisesi che affronta al comando la prima piegata nei confronti di Focus Dion in seconda posizione, in terza Livio che ha all'esterno ultimo minuto, cavalli che affrontano la rete opposta, quello bianco Chinisesi di Walter Pugedo che guadagna 2 lunghezze nei confronti di Focus Dion, in terza posizione sempre Livio con Genoa Bibu, in quarta all'esterno ultimo minuto, piegata di destra che mette addirittura per affrontare il secondo passaggio con il Grigio Chinisesi sempre a condurre, Chinisesi al comando nei confronti di Focus Dion, mentre progredisce all'esterno Livio che si porta in seconda posizione, all'esterno Focus Dion avvicina Livio, mentre il battistrada affronta la penultima piegata al comando Walter Pugedo con Chinisesi, sempre 2 lunghezze di vantaggio nei confronti di Livio. In seconda posizione prende la progressione anche Cenerentola in terza che va ad affrontare Livio per la seconda posizione, si porta in seconda posizione con al comando sempre il Grigio Chinisesi e Walter Pugedo, cavalli a metà della piegata conclusiva dove non mutano le posizioni di testa, il comando Chinisesi, seconda posizione Cenerentola, si presentano in quest'ordine per i 200 metri conclusivi con il Grigio Chinisesi alla controllo, Chinisesi che viene a vincere nei confronti di Cenerentola al Filomè, chi te numero este? Scatta il comando, la giuda giallo-rossa, situata all'interno da Morgo nei confronti di Fatibiri. Questo i primi 2 che affrontano la piegata a sinistra con al comando Morgo nei confronti di Fatibiri, attaccato da Biscottino che si porta a riverso del battistrada, terza posizione per Fatibiri, in quarta risale Irinteg, in quinta Paoletta a chiudere Oschivesa. Questo è l'ordine quando i cavalli affrontano la piegata che mette addirittura per il secondo passaggio con il comando Borgo, Torino Soggia al suo esterno Biscottino con all'interno un recupero da parte di Irinteg, questi 3 che iniziano il giro conclusivo con Borgo che mantiene lo staccato nei confronti di Biscottino, i 2 viaggiano in coppia nei confronti di Irinteg in terza posizione, si riaccorciano le distanze con gli inseguitori, al comando Biscottino nei confronti di Borgo avvicinato da Irinteg, Biscottino mantiene 2 lunghezze di vantaggio, mentre per corsia interno progredisce Paoletta che va in caccia della
seconda posizione, curva conclusiva con Biscottino di Agenurgia a condurre, una lunghezza e mezzo di vantaggio nei confronti di Mordo che mantiene la seconda posizione sotto la minaccia di Faribiri e Paoletta. 100 conclusivi con Biscottino che controlla, Biscottino lotta per le piazze, Biscottino. Levi con il numero 18, Riccardo Tuffi, Tortellino, Alessandro Scrivo, Vignarossa, Arturo Laia, amico mio, Gigi Volere, addirittura Cottone, Torino Soggia, partita intanto con addirittura Cottone per la più sollecita in partenza nei confronti di amico mio, Levi, quarta posizione per Vignarossa e a chiudere Tortellino. In questo i cavalli affrontano la prima piegata di sinistra con addirittura Cottone che conduce nei confronti di amico mio che la fianca a metà della rete opposta, respinti di attacchi da parte di addirittura Cottone che mantiene il comando delle operazioni. Seconda posizione per amico mio, in terza Levi, in quarta Vignarossa, a chiudere Tortellino. Piegata di destra con il comando sempre addirittura Cottone con mezza lunghezza di vantaggio nei confronti di amico mio e Levi in lotta per la seconda piazza. Inizia il giro conclusivo con addirittura Cottone che mantiene il comando nei confronti di Levi che attacca all'esterno con all'interno amico mio. I due sempre in coppia affrontano la piegata di sinistra, penultima curva, retta opposta dove al comando rimane sempre addirittura Cottone, l'attacco deciso da parte di Vignarossa che si porta a condurre lungo la rete opposta, affronta la piegata conclusiva al comando, Vignarossa con Arturo Lai nei confronti di addirittura Cottone che mantiene la seconda posizione avvicinata da Levi. In terza, cavalli che si presentano addirittura con al comando Vignarossa mantiene buon margine e controlla il ritorno degli avversari. Vignarossa, la battuta conclusiva, Vignarossa che viene a vincere nei confronti di addirittura Cottone. Non insisto, va. Brava il comodo, te ne gusto, ma... Che ha potuto gusto? E dai vina, là, si piace. Io dai bila come, dai bila si piace, cazzo. Troppo, non l'hai fatta, Qui. Dai. Partita finale, scatta subito al comando il Bianco Angelo, Chinisesi con Walter Pugedo, Chinisesi al comando con Cenerentola in seconda posizione, in terza Solan con in quarta l'insidia di Balinzi che prova ad avvicinare, in quinta Biscottino. Questo è l'ordine quando i cavalli affrontano la rete opposta. Chinisesi che conduce nei confronti di Cenerentola, terza posizione risale Balinzi che ha esterno Solan, in quinta Biscottino, cavalli in fila indiana affrontano la piegata di destra dove al comando è sempre il diriger Chinisesi con Walter Pugedo in sella, cavalli addirittura per il secondo passaggio. Chinisesi mantiene margine nei confronti degli inseguitori, seconda posizione rimane sempre Cenerentola avvicinato da Mainzi, in terza, in quarta Sola, in quinta Biscottino, piegata di sinistra con il grigio che guadagna un paio di lunghezze nei confronti di Cenerentola in seconda posizione e muove all'esterno Biscottino che prova la risalita con il grigio che fa il vuoto nei confronti di Cenerentola mentre progredisce Biscottino che avvicina Mainzi, piegata conclusiva con il grigio al comando mentre progredisce Biscottino che affianca il secondo posto di Mainzi. Facile la derapata di Chinisesi che viene a vincere alla seconda posto Mainzi, al terzo Biscottino e al quarto Cenerentola.